Io tiro diritto, Miss Padania si terrà. Se gli alleati vogliono, promuovano Miss Berlusca. Parole di fuoco, parole di sindaco e San Donà si ritrova sull'orlo di una crisi politica. Francesca Zaccariotto vuole ospitare le selezioni del concorso di bellezza targato Carroccio e vuole farlo nell'ambito della Fiera del Rosario in programma ai primi di ottobre. Questo nonostante la contrarietà espressa dall'altra forza di maggioranza, il PDL, che teme si arrivi a mescolare il sacro con il profano, la festa popolare con la sagra di partito. Il gruppo del PDL è estremamente coeso e compatto su questo accadimento, Pronti a tutto. a portare avanti le nostre ragioni. Fin troppo chiaro Renato Ravagnin, capogruppo PDL a San Donà, dove l'assemblea comunale è composta da 30 consiglieri, 20 di maggioranza, 7 dei quali in forza al Popolo della Libertà. C'è la possibilità di una crisi di giunta. Il PDL mostra i muscoli. No, il PDL non mostra i muscoli, ma mostra la materia grigia dell'intelligenza. Ma la Lega di fare dietrofront non ha alcuna intenzione, come spiega il capogruppo Fabio Bonadio, che ritiene Miss Padania un veicolo promozionale per la città. Mi sembra un'ottima iniziativa, non vedo perché non dovremmo portarla avanti. A costo di rischiare la crisi di giunta. Io non sono una persona che cerca le crisi, però insomma, non mi piace neanche evitare i confronti per evitare a tutti i costi una crisi.